Buongiorno a tutti, un sincero benvenuto a tutte le autorità religiose, civili e militari, operatori sanitari e cittadini presenti. Oggi per il Veneto, per la sanità veneta, è decisamente un giorno di festa. Il nostro grazie e un saluto di benvenuto con orgoglio e devozione al Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che oggi ci onora della sua presenza. Salutiamo e ringraziamo per l'accoglienza e l'importante sinergia il direttore generale dell'azienda ULSS Seugana, Domenico Scibetta. Gentile direttore, dottoressa Patrizia Simonato, direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto, ho il piacere di passarle immediatamente la parola. Grazie. Grazie. Buongiorno. Un benvenuto a tutte le autorità e a tutti i presenti. Un saluto e un ringraziamento particolare lo rivolgo al Presidente della Regione che ci onora della sua presenza in questa importante inaugurazione che rappresenta una tappa importante di sviluppo dell'Istituto Oncologico Veneto e della sanità veneta. Il servizio che attiveremo a partire da lunedì prossimo, il servizio di radioterapia, sarà dotato di apparecchiature di alta tecnologia, quindi apparecchiature innovative, alcune delle quali, 2 su 3, sono uniche a livello nazionale. Si tratta della Tomotherapy, di un acceleratore lineare di ultima generazione e di una Simultac. Tutte apparecchiature, come dicevo, già attive dal prossimo lunedì. Per l'apertura del servizio, inoltre, abbiamo acquisito previa autorizzazione regionale nuovo personale e attiveremo un turno inizialmente per giungere verso fine anno all'attivazione di 2 turni, quindi le apparecchiature lavoreranno fino a tarda sera, come avviene nell'attuale radioterapia di Padova. Questo ci consentirà di acquisire la massima autonomia come IOV e quindi di non ricorrere all'acquisizione, come facciamo ora in parte, tramite convenzione da strutture esterne. Attualmente a Padova, come IOV, garantiamo le prestazioni di radioterapia per 150 pazienti. Con questa apparecchiatura, già da subito da lunedì, il giorno, garantiremo la giornata 58 prestazioni, 58 pazienti in più, quindi prestazioni per 58 pazienti, per giungere verso fine anno ad un centinaio di pazienti in più il giorno, quindi garantiremo un'offerta assistenziale a 250 pazienti. Detto questo, vorrei concludere però ripercorrendo le tappe, che direi sono state tappe record, sia quelle per la realizzazione della struttura che è stata progettata e realizzata dall'USA 6, sia quelle direi relative proprio all'acquisizione delle apparecchiature. L'autorizzazione, infatti, la prima autorizzazione CRITE risale al maggio 2015, mentre a luglio la Regione ha adottato la DGR di autorizzazione e realizzazione dell'opera e praticamente prevedendo un relativo finanziamento. È stata aggiudicata poi la relativa gara ad aprile del 2016 e realizzata la struttura. Nel frattempo, ad agosto 2016, siamo partiti noi con le procedure per l'acquisizione delle apparecchiature e che le abbiamo installate come dicevo, installate, collaudate e sono tutte operative, non vorrei ripetermi però da lunedì. Con questo vorrei chiudere ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa importante opera, sia praticamente i miei collaboratori che anche i collaboratori e tutto il personale che è stato coinvolto dell'USA Seugana, compreso il dottor Scibetta. Grazie. Ed è proprio al direttore generale dell'ULSS Seugana, il dottor Domenico Scibetta, che lasciamo la parola. Buongiorno, grazie a tutti. Ho visto un angelo nel marmo e ho scolpito fino a liberarlo. Così diceva Michelangelo Buonarroti 7 secoli fa. Ma cosa c'entra Michelangelo con oggi? C'entra, perché l'idea della medicina moderna, di frontiera, fantascientifica, si fonda proprio su un'idea di medicina di precisione e di medicina personalizzata. Scolpire, cesellare, far emergere dal marmo la cura migliore, l'ideale per il paziente e per il suo percorso clinico. Oggi abbiamo un esempio concreto
oggi concreto, fatti e non parole, di come nella nostra regione Veneto, grazie alle sinergie di tutti, si possa realizzare questo sogno della medicina fantascientifica. Qua verranno, grazie alle apparecchiature modernissime di cui ha detto la dottoressa, il direttore generale dello IOV, acceleratori lineari che consentono stereotassi sia cerebrale che corporea, radioterapia guidata per immagini, veramente vi assicuro siamo a livello di una fantascienza che oggi si fa realtà. E questo, ripeto, grazie alla sinergia di tutti noi e grazie all'attenzione che sempre ha avuto la Regione Veneto, alla sua invidiabile e invidiata capacità di investire nel futuro. E noi non finiremo mai di ringraziare per questo. Ringrazio sentitamente il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che consente a noi, professionisti della sanità, di vivere il futuro qui e ora. Grazie ancora. Nel rinnovare la nostra gratitudine al Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, passo la parola. Grazie Presidente. Sì, scusate, pensavo ci fosse qualcun altro. Però riesco a dirvi comunque qualcosa. Intanto buongiorno a tutti. C'è un bel aneddoto su Michelangelo. Un giorno ho chiesto a Michelangelo, visto che è stato citato prima dal dottor Scibetta, ho chiesto a Michelangelo come ha fatto a fare la pietà. E lui diede una risposta che lasciò basiti, proprio il caso di dirlo tutti, dice: ho tolto tutto il marmo in più. E Michelangelo era uno molto spiritoso nel descrivere le sue opere. E penso che, fatta sta piccola, come si può dire, sono uscito dal campo per riprendere Michelangelo, però vorrei dire che c'è un senso a tutto questo ragionamento. Io oggi sono qui e lo dico a favore di chi poi dovrà riportare queste notizie. Io capisco che magari dare le belle notizie non fa notizia, però oggi noi inauguriamo un bunker da 12 milioni e 7 che ha 3 macchine importanti dentro. C'è l'acceleratore lineare, c'è la tomoterapia e il tomografo. Tomoterapia e tomografo sono i primi a livello nazionale. Punto. Lo dico perché la Lamentopoli ci porta sempre a dire che la qualità delle cure non è mai come ci vorrebbe. Siamo un popolo di commissari tecnici della nazionale, voi lo sapete, infatti non siamo neanche mondiali quest'anno. E abbiamo talmente discusso tanto, talmente ragionato tanto che ci siamo dimenticati di giocare bene la partita. Ognuno ha la squadra ideale, ognuno ha la formazione tecnica ideale, ognuno sa come risolvere i problemi della sanità. Però alla plancia del comando ci sono io, i miei assessori, i miei consiglieri, saluto i 2 consiglieri che sono qui, Sandonà e Sinigaglia, non ce ne sono altri, Barison, scusate, e non è facile governare questa sanità. Stiamo parlando di 80 milioni di prestazioni sanitarie erogate ogni anno, stiamo parlando di 2 milioni di accessi al pronto soccorso, stiamo parlando di 68 ospedali, stiamo parlando di una macchina complicatissima che molto spesso fa bene l'attività di erogazione del servizio negli alti livelli, magari poi nell'unghia incarnita non è che siamo l'eccellenza pura, però capiamo anche che l'unghia incarnita non ti porta in pericolo di vita, ma capiamo che un centro tumori degno di questo nome come lo IOV e quindi tutto quello che stiamo facendo con l'Istituto Oncologico Veneto, piuttosto che la trapiantologia, ricordiamolo, no? Cuore, fegato, polmoni, reni e tutto quello che sappiamo, l'oncoematologia pediatrica, molto altro ancora, sono il nostro terreno di battaglia. A noi piace il terreno fangoso, siamo come Napoleone, le vinceva tutte le battaglie dove gli altri comunque si tiravano indietro. È una sfida quella della sanità. Queste macchine hanno 2 significati. Il primo è quello che i servizi che dobbiamo erogare devono essere eccellenti. I nostri cittadini giustamente si informano e capiscono che se tu sei al passo con l'evoluzione, con il progresso, con la tecnologia, riesci a essere sempre più puntuale. Michelangelo diceva: ho visto l'angelo. Noi diciamo che non vogliamo devastare tutto quello che c'è attorno all'angelo, visto e considerato che il nostro punto da colpire, brutto dirlo, ma sarebbe proprio l'angelo, no? Nel senso che è quella parte infinitesimale di cellule che dobbiamo colpire, cercando di lasciare inalterato tutto quello che di buono e non malato c'è attorno.
Quindi una prestazione che è sempre più puntuale, sempre più mirata, in un mondo che è quello della sanità che cambia. Guardate, la sfida che noi abbiamo davanti, lo dico perché spesso i cambiamenti culturali sono i veri problemi che noi abbiamo. Nella sanità noi stiamo facendo un cambiamento culturale. Se voi vedete la foto di questi 8 anni del nostro governo, siamo partiti da una situazione di una sanità, fra virgolette, perdonatemi, classica nell'erogazione del servizio. Eravamo davanti comunque a una sanità che comunque gridava la volontà di voler cambiare pelle. Capiamo che il futuro è la deospedalizzazione, far star poco il paziente in ospedale. Non è un caso che la nostra regione ospedalizzi un quarto rispetto ai peggiori a livello nazionale a parità di patologie. È una sanità che capisce che l'alta specializzazione va anche passa attraverso le casistiche e le professionalità. È una sanità che guarda il futuro pensando che comunque le tecnologie ci aiuteranno sempre di più ad affrontare temi importanti come quello che è la cura del cittadino. Guarda, non è un caso che l'Istituto Oncologico Veneto mette in piedi in questi 8 anni, su mia volontà, su nostra volontà, la rete oncologica veneta, si occupa delle breast unit, quindi delle unità senologiche, e oggi può dire che il tumore al seno nelle donne in Veneto ha un esito positivo oltre il 90%, quindi una sopravvivenza dopo il 5° anno. Accade perché l'organizzazione ci porta a dire che siamo più performanti. Detta in maniera cruda e anche un po' crudele, significa che la donna malata di tumore in questa regione ha più possibilità di vivere e di venirne fuori e di avere risolto il suo problema rispetto purtroppo a signore che magari hanno la sfortuna di trovarsi in regioni che non sono state poco finanziate ma che sono mal gestite, per cui la risposta come si può dire della sanità su quelle patologie è meno performante di quello che accade da noi. Se noi chiedessimo a un cittadino di dare il rating agli ospedali, ti dice guarda, l'ospedale lo voglio vicino a casa, pieno di letti, a chi sia pure anche a Vodi, ma voglio vedere i letti, e così funziona. Noi invece pensiamo che anche l'appendicite sia un fatto di professionalità. A scuola ce la facevano fare non per primi, cioè tanto non succede niente, l'ernia, l'appendicite non si nega a nessuno. Però se ne fai una al mese è una roba, se ne fai 10 al giorno è un'altra roba. Hai un team preparato su questo, sei in grado di affrontare con manualità anche operazioni poco complicate, e quindi noi crediamo che la specializzazione sia una vera sfida. Io vengo da una città che ha più di 40.000 abitanti, un hinterland, diciamo proprio a ridosso della città pulsante che va oltre i 100.000 abitanti. Pensate, noi a Conegliano non abbiamo il reparto di otorino. Cioè, uno dice, un ospedale di questo livello non ha l'otorino, cioè uno al mal di gola fa sbattere la testa contro il muro. No, si fa 15 km, 18 km, va a Vittorio Veneto e lì trova chi opera il 75-70% dei tumori alla laringe del Veneto, perché si sono specializzati. Guarda, il futuro sarà questo, sarà quello di capire che non abbiamo più il cavallo o il carretto per andare in ospedale, sarà quello dei mezzi di trasporto, sarà quello della rapidità nei collegamenti, sarà quello della telemedicina, sarà quello di un mondo che sta cambiando, e noi dobbiamo arrivare lì capendo che noi cittadini dovremmo fare un po' più di sacrificio magari per cercare l'eccellenza, ma poi guardate, diciamocelo guardandoci nelle palle degli occhi, quando stai male, veramente male, la cerchi da solo l'eccellenza. Vuoi i migliori? Perché non dare i migliori già qui in Veneto ai nostri cittadini? Però se puntiamo a ospedali generalisti, noi potremmo avere, fra l'altro non è merito mio, io non ho creato l'IRCS IOV, non l'ho creato io, me lo sono trovato. Posso avere un merito assieme alla mia squadra, quello di averlo sicuramente sublimato e incentivato nella crescita e nelle tecnologie e anche nelle professionalità. Però è pur vero, e noi potremmo tranquillamente dire, si può esistere anche senza un istituto oncologico veneto, ognuno si fa la sua oncologia personale, ognuno la interpreta come vuole, tanto non lo dite sempre voi che i protocolli sono tutti uguali, dipende chi li legge e chi li applica per i protocolli. Per cui penso che la rete e l'eccellenza sia quello che ci curerà meglio. Pensare che i maschi vivono 83 anni e 2 mesi, le donne arrivano oltre i 90 anni, vuol dire che qua in Veneto i nostri medici si danno da fare e lo fanno bene. Poi guardate, se io dovessi vedere le lamentele che mi arrivano, voi sapete che abbiamo messo i totem, arrivano quintali, però onestamente io le leggo tutte perché me le portano tutti i direttori, ne arriva un pacco così ogni mese, sono impressionanti. Però vedo, cioè onestamente, vedo la volontà di contribuire alla causa, perché anche la lamentela, vedi che è costruttiva, non c'è scritto guardi entrate con lanciafiamme e bruciateli tutti, non c'è nessuno che scrive queste robe,
dice lì non funziona sta roba, io farei così. Vuol dire che i nostri veneti si sentono parte di questa squadra. E dal parcheggio, con l'orario del parcheggio, al tema dell'ufficio, del laboratorio analisi, piuttosto che da problemi di corsia. E da noi si dice l'occhio del padrone ingrassa a cavallo. Il padrone qui da noi sono i veneti, che sia ben chiaro a tutti. Il padrone sono i veneti. Quando ce li abbiamo davanti bisogna mettersi sull'attenti e pensare che sono loro che ci pagano lo stipendio e che hanno diritto al massimo dei servizi. Noi crediamo in questa sfida, vado a concludere, è avvincente. Guardate che non è facile ogni anno cercare di performare e dare risultati, poi non siamo infallibili, sicuramente abbiamo molti difetti, possiamo sempre migliorare. Un grosso imprenditore a me un giorno, seduto su una panchina con me, e in un momento di meditazione mi disse: no, guarda, ricordati sempre che nella vita l'unica meta certa è la morte, quindi si può sempre migliorare, si può sempre fare di più, e penso che sia quello che noi cerchiamo di fare in un contesto non facile. Voglio solo ricordare che per erogare 80 milioni di prestazioni sanitarie noi impegniamo un bilancio di 9 miliardi 360 milioni di euro, sono più di 18 mila miliardi di vecchie lire, tanto per darvi una dimensione di quanto è pieno il sacco. 9 miliardi 360 milioni di euro, che detta così sembra una roba che dice: ma è impossibile, dov'è che ve li mangiate questi soldi? Andiamo a fare una verifica patrimoniale a ZAI e a tutti gli altri. 9 miliardi 360 milioni di euro. E vi ricordo che questa regione ha fatto una scelta di non applicare le tasse ai veneti per un valore virtuale di 1 miliardo 179, ma anche di non applicare i ticket regionali della sanità. E qualcuno ogni tanto fa il furbo, fa credere ai veneti che noi applichiamo i ticket. Sono ticket nazionali. Peraltro io ho ricorso da presidente contro il mio governo, c'era ancora Berlusconi, contro il ticket dei 10 euro, perché ho fatto il ricorso in Corte Costituzionale per non applicarlo. Per cui è una macchina complicata. Cosa ci inquieta? Oggi il target è alto, cioè il livello dei servizi è alto e l'aspettativa è sempre più alta. Se qualcuno ha letto le memorie di Adriano, della Iorsenaro, a un certo punto Adriano dice che il grado di soddisfazione è direttamente proporzionale alle aspettative. Cioè qua il grado di soddisfazione è sempre più alto, l'asticella è sempre più alta e finirà che qualcuno ci chiederà il caviale nelle mense, è probabile, però la verità è che con la qualità delle cure, per mantenere alto il livello dell'erogazione del servizio, della qualità del servizio, noi abbiamo bisogno di risorse. Quindi una sanità che, se da un lato ha minore ingresso di risorse, dall'altro deve puntare ad efficienze, ed è esattamente quello che abbiamo fatto in questi anni, le efficienze. Guardate, noi abbiamo limato, sappiamo che vi abbiamo chiesto spesso di tirare la cinghia, però ho visto anche i dati, li renderemo pubblici. I dati dal 2010 ad oggi dicono tante cose, dicono che su un contingente di 54.000 dipendenti ne abbiamo persi 900, ma abbiamo aumentato gli infermieri, abbiamo aumentato i medici, quindi anche questo adagio che gli ospedali sono vuoti, vorrei che qualcuno venisse con le carte in mano a mostrarmi che sono vuoti gli ospedali, a meno che noi non paghiamo stipendi di gente che non si presenta a lavoro, ma questo mi sembra difficile. Dopodiché, che sia richiesta più attenzione, che mi rendo conto che chiediamo sicuramente anche più sacrifici, questo è logico. Dopo lo ricordo me stesso, i medici hanno fatto il giuramento di Ippocrate, no? È anche un po' una missione fare questo lavoro. Se non lo faceste come missione ci sarebbero lavori magari più remunerativi, più gratificanti e ci sarebbero meno rotture di palle, però capisco che lo fate per la passione. Io sono qui anche a ringraziare i medici, gli infermieri, tutto il personale della sanità. Una macchina talmente grande e complicata che è difficile anche governarla, non è facile. Se ci pensate, questa è una multinazionale, metteteci 54.000 dipendenti e 9 miliardi 360 milioni di euro di fatturato, di giro d'affari dell'azienda, trovatemi un'azienda in Veneto che ha questo giro d'affari e ha questi numeri. Cambierà ancora in futuro, il che non vuol dire che chiudiamo ospedali, non chiudiamo ospedali. L'auto eroico l'hanno fatto quelli che mi hanno preceduto. Sapete quanti ospedali si sono chiusi in Veneto da dopoguerra ad oggi? 49 ospedali, non ce ne siamo resi conto, e io dico per fortuna che li hanno chiusi, per fortuna che li hanno chiusi, perché ci hanno permesso di fare economie di scala, di investire sulle professionalità e di non avere sanità generalista che poi ti fa morire la gente perché la curi male.
Il futuro è quello di iperspecializzare, garantire l'emergenza e l'urgenza vicino a casa, nell'ultimo miglio, no? La sanità dell'ultimo miglio. Intensificare questa rete dei medici di base, la medicina del territorio. Le medicine di gruppo funzionano dove il territorio può accogliere una medicina di gruppo. Noi non ce l'abbiamo con le medicine di gruppo, cari signori, lo dico ai sindaci che saluto e abbraccio. Voi siete i primi, no? Il front office, il front. Però ragazzi, la medicina di gruppo a Padova vuol dire prendere l'autobus per l'anziano e andare alla medicina di gruppo. Metterla al mio paese che ha 2000 abitanti vuol dire che l'anziano non ci va più, perché 5 km, 6 km senza auto con difficoltà non te li fa. Infatti se voi andate dai farmacisti, spesso vi dicono guardate, andate ai farmacisti di campagna, vi dico guarda che l'anziano viene qua, si fa dare medicine, perché non ce la fa e ha i figli che non riescono a accompagnarlo. Allora noi dobbiamo non far guerra con i medici di base, ma dobbiamo capire che in alcune realtà la medicina di gruppo può funzionare, in altre dobbiamo restare a quel front office, a quel servizio del territorio che è il dottor, no? Il dottor che si deve trovare, che lo raggiunge in bicicletta. Noi abbiamo 574 comuni in Veneto e hanno gli abitanti medi di questi comuni sono 4.000 abitanti, vuol dire che ce ne sono anche da 500 abitanti, da 800, da 1000, sono anche qua in giro alcuni esempi, no? Lì è inevitabile, tu non puoi pensare che si sposti un paese e faccia 5-6 km per farsi fare una visita. Quindi dobbiamo cercare di fare questo. Non aggiungo altro. Ai pazienti, si ricordino di essere pazienti. Lo dico perché a volte qualcuno si dimentica perché si chiama paziente. E so che voi avete tanta pazienza nel sopportare i pazienti. E io dico ai pazienti che sappiano che si trovano operatori che lavorano rischiando del proprio perché curano la vita delle persone, no? La salute vuol dire salvare la vita delle persone. Forse varrebbe la pena ogni tanto anche ricordarsi questo, perché è facile criticare ma non è facile stare dalla vostra parte del banco. Grazie e buon lavoro a tutti.